Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali all'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. La trasmissione di oggi è dedicata al congresso nazionale che si è svolto nei giorni scorsi a Udine sull'endometriosi. Dobbiamo ricordare che il Friuli Venezia Giulia è la prima regione a essersi dotata, se non altro, di una legge che riconosca quanto l'endometriosi possa essere invalidante per una donna. Bene, quindi partendo da questo presupposto, Udine è stata per un giorno la capitale, se vogliamo, capitale nazionale di questa patologia che è abbastanza diffusa e anche difficile da diagnosticare. Con noi in studio la dottoressa Anna Biasioli, che è responsabile dell'ambulatorio di endometriosi e dolore pelvico dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, e collegata anche al DAME, quindi alla facoltà di medicina, ecco, di Udine, dell'Università di Udine. In collegamento abbiamo la professoressa Lorenza Driul, che è la direttrice della clinica di ginecologia ostetricia sempre dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Salutiamo anche la professoressa Lorenza Driul. Ecco, quindi un saluto a tutte e due le ospiti. Buongiorno. Allora, cominciamo con Lorenza, parlando di questo congresso nazionale. Mai si sarebbe aspettata così tanta partecipazione, 160 persone almeno in sala IACE, che avete dovuto allargare, no, tenere le porte spalancate perché non potevate ospitare tutte le persone che volevano partecipare. Sì, grazie Isabella, buongiorno ai telespettatori, a tutti e a tutte. È stato veramente un successo perché più di 150-160 colleghi di varie professionalità, non soltanto ginecologi, hanno partecipato a questo evento nazionale sull'endometriosi. E sono molto felice perché anche diversi e importanti relatori, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, hanno raggiunto la città di Udine e il cuore della città di Udine, che con orgoglio ci ha messo a disposizione la Sala IACE per questo evento. E per trattare un tema così importante, perché sicuramente l'endometriosi è un'importante malattia di genere. È una malattia subdola, è una malattia complessa, ma posso dire oggi nel 2022 non sottovalutata, proprio perché anche se è una malattia benigna colpisce tantissime donne e penso che più di 3 milioni di donne in Italia sia un numero importante. Sono donne che hanno una vita compromessa sia dal punto di vista sociale, lavorativo, affettivo, sessuale e anche legata alla loro fertilità. Quindi ritengo un tema di estrema importanza che grazie alla presenza dei relatori e di tutti i moderatori che sono intervenuti abbiamo avuto modo di affrontare e di sviscerare sotto gli aspetti più diversi, non solo dal punto di vista medico ma anche nutrizionale, quindi con un approccio nuovo, con una cultura nuova, posso dirlo, all'endometriosi. Ecco, tra l'altro abbiamo detto una patologia che è difficile da diagnosticare, ma adesso pian piano praticamente anche la medicina, le ricerche, la ricerca, quindi c'è una sorta di evoluzione. È diventato un po' più facile riuscire a individuare questa patologia, che per molti anni, no, è stata una patologia di tante donne, però non riconosciuta, perché magari le cause venivano, no, date a diversi fattori, o era sottovalutata addirittura. Sicuramente penso che il trattamento di questa malattia sia una sfida e la sfida nasce proprio dalla conoscenza. Conoscendola prima riusciamo a identificarla prima e la nostra sfida è quella di cercare di non operare, perché arrivando prima ci possono essere dei trattamenti medici, di cui sicuramente la dottoressa Biasioli vi parlerà, ma anche Sì. dei trattamenti stili di vita che sono di fondamentale importanza. E soprattutto noi ci teniamo a ricordare di non sottovalutare e di non banalizzare il dolore
mestruale, perché molto spesso il dolore mestruale viene considerato come parte integrante della vita di una donna. In realtà il peso può essere diverso, può essere un segnale importante per iniziare un percorso diagnostico prima che sia troppo tardi. Sì, sì, non veniva dato peso un tempo, no? Uno aveva, no, aveva questi disturbi e si dice è normale averli. Invece parliamo proprio con Anna Biasioli, che come abbiamo detto è responsabile di questo ambulatorio di endometriosi e del dolore pelvico. Abbiamo detto una volta si sottovalutava, si diceva ma avrai il primo figlio poi ti passa tutto. Esatto. E con quella no, Certo. e con quella sì, si andava avanti. Così si lasciava al destino. E invece adesso c'è questo riconoscimento e sono stati fatti tanti passi avanti anche per, no, per riconoscere la patologia. Allora, il primo passo avanti è sicuramente sensibilizzare le persone giovani, le adolescenti e le loro famiglie. Quindi è molto importante appunto l'opera che viene fatta a livello della famiglia, a livello della scuola, proprio perché non venga più considerato un tabù questo dolore e una normalità. Quindi il primo passo per la diagnosi è riuscire a far emergere questi sintomi e non sottovalutarli come è stato detto e riconoscere un sospetto di endometriosi per riuscire a fare un invio corretto ai centri che poi se ne occupano. Abbiamo detto, perché ci siamo appunto viste in occasione della giornata, in occasione di questo congresso, nel servizio appunto che abbiamo dedicato nel telegiornale, abbiamo detto campanello d'allarme, primo dolore, fin da quando uno è adolescente. Sì. Quindi già lì bisogna cominciare a pensare perché questa ragazzina deve avere male. Un tempo si credeva che l'endometriosi fosse una patologia dell'età certamente fertile ma adulta. E in realtà si è visto che l'origine dei sintomi e della malattia appunto proviene già da epoche adolescenziali e possono insorgere anche delle forme già severe nelle ragazze giovani. Quindi accorgersi di avere un dolore che è un dolore severo che costringe a interrompere le proprie attività, che richiede un aiuto farmacologico costante, quello è sicuramente un sintomo da non trascurare. Quindi sempre un aiuto farmacologico, perché l'unica terapia è quella in sostanza adesso, no? Un aiuto farmacologico corretto che non ti comporti, che non ti porti delle complicanze, no? Perché così puoi continuare a lavorare senza avere le conseguenze di un medicinale, insomma, di aver assunto un medicinale. Quello è il trattamento, diciamo, del dolore, che è il primo step che uno fa automaticamente attraverso la propria famiglia, attraverso il pediatra, attraverso il medico di base. Ma poi è giusto identificare la patologia, quindi con una diagnosi precoce, e impostare un trattamento medico adeguato che si basa fondamentalmente sulla terapia ormonale. Che poi noi stiamo parlando di endometriosi, ma dobbiamo parlare anche di dolore pelvico che non vuol dire necessariamente endometriosi. No, allora il dolore pelvico cronico, diciamo, è una complicanza dell'endometriosi, nel senso che avviene una cronicizzazione. Quindi è sempre collegato, quindi dolore pelvico. Può avere diverse cause, non è legato solo all'endometriosi, può essere legato a cause ginecologiche e non solo ginecologiche. E molto spesso abbiamo imparato che i meccanismi fisiopatologici alla base del dolore pelvico cronico in tutte le sue varie appunto manifestazioni spesso è comune, quindi non è verosimile che la patologia da dolore pelvico cronico collegata a endometriosi sia una fisiopatologia simile a quella per esempio di una cistite interstiziale o di un intestino irritabile, per esempio. Spesso si associano queste manifestazioni. E quindi anche in questo caso l'unico intervento possibile è dosaggio, farmaco, la cura fatta, cucita sulla persona. Deve essere cucita sulla persona, a questo punto in realtà intervengono delle misure che sono diverse proprio per agire sulle vie del dolore pelvico cronico.
e ci sono delle strategie che sono di tipo farmacologico, ma non solo. Possiamo usufruire di molte terapie complementari, di alcune terapie complementari, prima fra tutte ne abbiamo parlato appunto venerdì al congresso, dell'aspetto nutrizionale, ma non solo. Ci sono gli aspetti della fisioterapia, per esempio, gli approcci di tipo anche psicosomatico e molto anche legato alla micronutrizione, all'integrazione farmacologica. Ah, quindi anche aspetti psicosomatici, ci sono anche questi, c'è anche questa componente. La componente del dolore cronico è associata a una modificazione del tono dell'umore, non solo in maniera reattiva al dolore, ma è proprio legata ad una plasticità, diciamo, anche a livello cerebrale, ed è associata ad una sensibilizzazione, a un processo di sensibilizzazione e quindi di dolore cronico. Purtroppo siamo già giunti al termine, vediamo dov'è la professoressa Driul, se ce l'abbiamo ancora collegata, vediamo. Eccomi. Eccoci, eccoci. Come chiudiamo? Mancano 50 secondi, l'auspicio, ecco, che cosa pensate di fare in futuro, al di là del potenziamento, penso, dell'ambulatorio dedicato? L'auspicio è quello di avere un percorso comune con molti professionisti che accompagnano la paziente in questa sua cronicità. La paziente non deve più sentirsi sola, non deve cercarsi da sola il professionista, ma deve essere guidata all'interno di un percorso stretto che coinvolge tutta SUFC, da Sappada al mare. Abbiamo una zona vastissima e dobbiamo coordinarci per crearle un percorso di sicurezza, ma soprattutto che non perda tempo nel cercare dei professionisti che si occupano specificatamente di questa problematica. Questa è la mia speranza e questo sarà il nostro compito, penso. Bene, ringraziamo la professoressa Lorenza Driul, che ricordiamo essere direttrice della struttura operativa complessa di ginecologia ostetricia dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ringraziamo la responsabile dell'ambulatorio dedicato a endometriosi e al dolore pelvico, Anna Biasiol. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori. Appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere, ve lo ricordo, è ogni martedì e giovedì in prima battuta alle 13:15. Arrivederci.